fatto di aver chiuso questo capitolo è molto molto importante. Dobbiamo devo personalmente ringraziare nuovamente tutti i dipendenti, il commissario giudiziale che come dire, ha lavorato sodo per tantissimi anni in grande collaborazione con noi. E niente, quindi questa è una pagina che chiudiamo. Il concordato è anche stato utile perché ci ha consentito di uscire da una situazione di crisi che avrebbe portato inevitabilmente a ben peggio. Questo è stato possibile anche grazie a Ilex, non dimentichiamocelo, e grazie al lavoro di tutti quanti. Che capitolo si apre adesso? Adesso si apre un capitolo dove non abbiamo più il paracadute, se vogliamo, o la scusa del concordato, dobbiamo camminare con le nostre gambe, e quindi questo deve essere di stimolo, non deve essere un elemento di preoccupazione, tutt'altro. Siamo rientrati ormai da diversi mesi a pieno titolo nel mercato, stiamo partecipando a gare importanti, qualcuna l'abbiamo portata a casa in questi ultimi mesi, che è un segnale positivo, e altre sono in corso. Che commessi sono arrivati in questi mesi? Beh, le ultime due in ordine di tempo sono la 500 BEV, che è la prima vettura elettrica a produzione Mirafiori di Fiat, la cui produzione partirà nel 2020, di questi giorni, di queste ore, direi, l'assegnazione della nuova Ferrari, il modello non in termine commerciale, ma il modello in codice F169, una vettura ovviamente della nuova gamma Ferrari. Anche questo è molto importante perché, a parte il fatto che il cliente è molto prestigioso e quindi giustamente esigente, va seguito con grande attenzione, è una delle nuove vetture marchio Ferrari, ne seguiranno delle altre, quindi speriamo di poter portare a casa anche queste. Nel periodo del concordato l'azienda non ha potuto partecipare all'acquisizione di nuove commesse. Ci sarà cassa integrazione nei prossimi mesi oppure no? È prematuro dirlo, sicuramente avremo un calo del fatturato nel corso del 2019 perché anche le gare che stiamo portando a casa e che abbiamo portato a casa recentemente vedranno un inizio della produzione dal 2020 in poi. Non sappiamo ancora quantificare il tutto, dipenderà molto dall'esito di alcune gare che sono in corso.